Hvala za besedo. Kot že rečeno, sem Jana Laganis, prihajam iz novogoriške enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, kjer sem zaposlena tudi na projektu za Kras. Projekt za Kras se je začel konec leta 2016 in bo trajal. Njegov cilj pa je izboljšati stanje posameznih habitatov in vrst, ki so sicer vključeni v omrežje Natura 2000 in pač pridobiti k temu, da bo stanje teh vrst in habitatnih tipov se izboljšalo. Danes vam ne bom predstavljala vseh, ampak bom se osredotočila samo na aktivnosti projekta, ki so namenjene izboljšanju stanja drobnovratnika. To je ta krošček, ki je pod sliko drobnovratnik. V okviru projekta urejamo odvajanje in čiščenje odpadnih vod, poteka čiščenje Divaške jame, zaprli smo Polino peč. Današnje predavanje pa bo predvsem osredotočeno na tiste aktivnosti, ki so vezane na predavanja in delavnice, ki jih izvajamo v okviru projekta. To so predvsem predavanja, delavnice namenjena izobraževanju o pomenu varovanja podzemnih organizmov in načinih njihovega ohranjanja, tudi preprečevanju krivolova in podobnih zadev. V okviru tega smo tudi izdali že zloženke o varovanju podzemnih živali, ki so dostopne na povezavi, ki bomo tudi kopirali v chat in so v elektronski verziji v 4 jezikih, tudi v italijanščini, slovenščini, angleščini in pa hrvaščini. No, ker je namen projekta varovanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, bi rada najprej nekaj besed povedala o zakonodaji, ki je podlaga za to varovanje v Sloveniji in je morda malce drugačna od zakonodaje v naših sosednjih državah. Vse jame v Sloveniji so kategorizirane kot podzemeljske geomorfološke naravne vrednote državnega pomena. To se pravi, da so vse v lasti države, v upravljanju države in kaj je v njih dovoljeno in kaj ni dovoljeno početi, določita uredba o vrsteh naravnih vrednot in pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Nasploh velja, da v jamah ne moramo početi ravno vsega, kar bi si zaželeli. Jame morajo ostati take, kot so bile pred našim obiskom. Trenutno imamo v Sloveniji 6 zaprtih jam, se pravi takih, v katere lahko vstopite samo s posebnimi dovoljenji, ponavadi dovoljenji ministra. No, drugi režim, ki varuje jame, je omrežje. Un altro regime è quello del fatto che la Natura 2000, una grande parte della Slovenia viene inclusa in questa rete. Alcune di queste aree sono dedicate alla conservazione di habitat sotterranei non aperti al pubblico o a come possono anche la tutela delle specie, come può essere il scarabeo del collo piccolo, il proteo, il Congeria cusceri, e quindi l'obiettivo è quello di mantenere il buon stato di conservazione degli habitat e delle specie sotterranee. La terza categoria importante per la Slovenia sono le grotte protette, più importante prima del 2004, prima dell'adozione della legge di tutela delle grotte, per le quali vige un particolare regime di tutela. Dopo l'anno 2004 è stato adottato la legge sulla tutela delle grotte, e in base al quale tutte le grotte in Slovenia sono, e per queste vige un regime di tutela. In queste vengono tutelate tutte le strutture naturali al loro interno, che possono essere le stalattiti, stalagmiti, che non devono essere distrutte, rovinate.
e nelle grotte possono essere svolte delle attività che non vanno a influenzare e modificare lo stato interno della grotta, come ad esempio appiccare il fuoco, fumare, scrivere. Quindi un altro importante aspetto è quello che soltanto persone qualificate possono svolgere attività di ricerca all'interno delle grotte. È importante anche per la nostra attività che questa legge garantisce la tutela di tutte le specie viventi che si trovano all'interno delle grotte slovene. Questo è quindi un ottimo punto di partenza relativo alla presentazione odierna che verrà fatta e tenuta da Teo Delic, che vi presenterò. E Delic quindi è il nostro relatore, lavora presso la Facoltà di Biotecnologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Lubiana. È un grande amante delle regioni mediterranee, dedica gran parte del suo lavoro di ricerca proprio a questa regione, con la differenza degli altri che lui è più attratto dalla profondità del sottosuolo, che sono invisibili agli occhi, e delle peculiarità della vita nelle grotte carsiche. Il suo lavoro si occupa di vari livelli di ricerca nel campo della speleologia, che è una scienza della biologia dell'habitat sotterranei, quindi che include la fauna, l'ecologia, e gran parte del suo lavoro è dedicato alla vita delle specie che si sono adattate alle condizioni sotterranee, quindi anche agli organismi che per primi sono stati scoperti proprio in Slovenia e che hanno potuto scoprire il fatto che nel sottosuolo, in condizioni così difficili per la vita, possono vivere anche determinate specie. E quindi ha potuto continuare il lavoro iniziato dai suoi predecessori. Quindi vorrei ora lasciare la parola al nostro relatore per parlare della ricchezza e del nostro mondo sotterraneo. A te, Leo. Un cordiale saluto a tutti. Ringrazio innanzitutto per la presentazione e ovviamente per l'invito. Un cordiale saluto a tutti i partecipanti e se non avete niente di contrario inizierei subito con la mia presentazione. Come è stato oggetto prima, vi chiedo di presentare, fare le domande alla fine della mia presentazione. Come oggi parleremo della ricchezza del mondo sotterraneo in Slovenia e della fauna cavernicola slovena, la mia presentazione innanzitutto rappresenterà in genere gli habitat sotterranei, poi la fauna sotterranea, poi passerei in breve, come è stato anche detto da Jana, l'aspetto della tutela del mondo sotterraneo in Slovenia, e in breve parlerei anche alle diverse minacce per la fauna sotterranea in Slovenia. Se iniziamo in generale di parlare degli habitat sotterranei, possiamo, grazie a questo schizzo, capire che gli habitat in un ambiente carsico classico comprendono un'area molto più ampia di quella che si possono conoscere e vedere all'occhio. La grande differenza dei fenomeni carsici sta nel fatto che nella grandezza
delle forme sotterranee carsiche alle quali l'uomo non può accedere, che sono molto estese e che rappresentano una finestra nel sottosuolo. E in breve vorrei anche parlare delle grotte in Slovenia, carsiche. Sapete che in Slovenia possiamo contare più su 14.000 grotte, il che sui 13.000 grotte, ma gli ultimi dati parlano anche di oltre 14.000 grotte. L'anno scorso, in questo periodo, nel marzo, abbiamo scoperto circa 600 diciamo, il numero era inferiore di 600 grotte rispetto a quello identificato quest'anno. Ad ogni modo voglio sottolineare due interessanti grotte, uno per la sua profondità di più di 1,5 chilometri di grotta, ovvero abisso, e un'altra invece che ha una lunghezza di 14-40 chilometri nel Tolmino. Le grotte non sono un unico mondo carsico che noi conosciamo, dove possiamo trovare la presenza di animali. Importanti sono anche le acque interstizionali, che si trovano tra le fessure dei sedimenti non compattati. Si parla di specie iporee, ovvero nelle vicinanze di corsi fluviali, in aree dove che vengono riempite dall'acqua. Per gli ricercatori è molto difficile a volte campionare la fauna presente. La campionatura viene fatta in modo che si utilizza un palo di circa 2 metri lungo che viene conficcato nel sottosuolo e si pompa la quantità di acqua necessaria attraverso i sedimenti che si trovano nella sezione interessata per poter verificare la presenza degli organismi viventi nell'acqua. Esistono anche esempi di habitat superficiali che si chiamano habitat sotterranei appunto superficiali, ovvero che si definiti con la sigla MSS dal francese. Si chiama di sistema di fessure riempite d'aria nelle strati di roccia e ricoperti da terra. È uno degli habitat molto difficile da campionare e sicuramente potete capirlo anche da soli la motivazione per la quale è difficile la campionatura che la campionatore si utilizzano si cercano di fare delle fori lunghi mezzo metro. Quali sono i punti di contatto tra questi tre diversi habitat che ho appena presentato? Ovvero, quando parliamo di animali sotterranei in habitat tipogee interstiziali o di habitat sotterranei superficiali, il fatto che la mancanza di luce, ovvero il buio pesto. Ciò significa ci saranno delle condizioni climatiche più o meno stabili, la temperatura in questi ambienti sarà più o meno uguale ad una temperatura media apogea nel Mediterraneo su 15 gradi. Poi qua parliamo di
di grotte negli altorilievi, allora si parla di una temperatura costante di 2 gradi. In più abbiamo anche un alto livello di umidità relativa che potrebbe anche raggiungere il 100%. Un altro aspetto interessante è il fatto che in questi ambienti ipogei non ci sono appunto la presenza di vegetazione, quindi per la mancanza di sole e di luce, allora tutte le sostanze nutritive necessarie per la vita arrivano dalla superficie. Quindi tutti questi ambienti di vita, a differenza degli habitat superficiali, sono poco ricche, quindi dal punto di vista alimentare. E pertanto abbiamo la presenza di un numero abbastanza limitato di organismi viventi in essi. Gli organismi in questi habitat comunque esistono, ci sono, li possiamo trovare e li suddividiamo in diversi gruppi. Qui ne abbiamo 3 gruppi base tra i quali possiamo avere dei sottogruppi. Per ogni gruppo centrale conosciamo i troglosseni, specie che si ritrovano occasionalmente nell'ambiente ipogeo. Si tratta cioè di piccoli rettili o magari anche delle ghiri. Poi abbiamo i torogrofili, sono quindi organismi legati, a parte del loro periodo di vita legato al sottosuolo, o sono capaci appunto di creare e stabilirevi la propria popolazione. Sono dati quindi. Hanno appunto dei punti di rifugio all'interno delle grotte. Si tratta ad esempio di così dette cavallette ipogee che gran parte della loro vita trascorrono durante il giorno, durante la notte invece escono dalla grotta. Poi ci sono anche quelli appunto i troglofili che possono stabilire popolazione e il coleottero carabide troglobio presente in tutta Europa. In Slovenia deriva dalla Romania e dall'Ungheria, anche dalla Svezia, quindi uno delle 4 stati dove questo tipo di animali è riuscito a crearsi una propria vita nel sottosuolo. Poi abbiamo i cosiddetti troglobi. Si tratta di animali che si sono ben adattate alla vita ipogea per diverse motivazioni. Ad esempio per sfuggire a predatori, oppure si riescono ad adattare alla modifica della temperatura e delle condizioni ambientali, senza le quali non possono sopravvivere. Questi troglobi la particolarità di questi troglobi è che sono senza occhi, sono anoftalmia, e quindi gli occhi sono superflui proprio per la vita sotterranea. Un altro aspetto interessante di questo tipo di specie è che sono depigmentati. Infatti non devono proteggersi davanti alle raggi solari,
che potrebbero danneggiarli. E un'altra caratteristica che sono tipiche di questi animali è avere le antenne e le zampe più lunghe. Non è un elemento universale per questo tipo di animali, perché se pensiamo agli animali che vivono negli habitat interstiziali, nelle acque interstiziali, anche questi animali non devono avere delle antenne lunghe, anzi non li aiuterebbero a vivere in modo adeguato, altrimenti non riuscirebbero a muoversi. Per quanto riguarda i troglobi, la loro scoperta la prima scoperta fu legata ad un caso fortuito, una scoperta di quegli animali tipici ipogei sono stati documentati in Cina quando vennero scoperte dei pesci che sono scoperti 500 anni prima e dopo di nuovo rivisti 150 anni dopo. Un secolo dopo è stato scoperto in Slovenia il proteo, che venne classificato come un animale superficiale, non sotterraneo, ma il fatto interessante è che all'epoca le persone non si erano accorte della possibilità di vita sotterranea. Li collegavano soltanto a degli animali mitologici, che potevano soltanto vivere nel sottosuolo, così come poteva essere il proteo. Quello che invece fu la differenza è la scoperta del primo animale sotterraneo, ovvero, così come già menzionato prima, il scarabeo dal collo piccolo o l'Optidurus hohenwarti, così è stato presentato da Jana nel suo progetto, quando parlava del suo progetto. È stata una scoperta molto occasionale all'interno della grotta di Postumia da parte di un dipendente che ha raccolto un coleottero e gli è sembrato abbastanza diverso dalla maggioranza conosciuti. Era particolare e l'ha descritto e questo fu, diciamo, l'evento che diede vita alla speleobiologia, cioè il ramo che si dedica alla ricerca e alla scoperta della biologia sotterranea. Potremmo dire che la Slovenia e così ha potuto diventare la culla della speleobiologia. Questo è successo 200 anni fa e da quel momento fino ad oggi le cose sono cambiate, molto è stato fatto in base alla questa scoperta che ha dato un impulso alle ricerche, soprattutto nelle Alpi Dinariche, in Bosnia e Herzegovina. Che sono stati scoperti anche da altri massicci montani dell'Europa, nei Pirenei, ma anche negli Appennini, anche nelle prealpi italiche, e quindi queste attività di ricerca si sono poi così diffuse in tutto il mondo. Si tentava di capire delle caratteristiche simili che si scoprivano in determinati luoghi con quelli che sono state scoperte nei primi luoghi che ho menzionato prima. Si potrà notare la presenza di pochi specie che si sono datate a delle habitat molto difficili. Questa ricerca ha continuato la tradizione di raccogliere i dati relativi alle specie cavernicole e in base ad un estratto
frutto riassunto di un lavoro svolto 100 anni fa. Boris Schetti e il suo collega America Calver hanno riassunto le conoscenze fino a quell'epoca scoperte e hanno cercato di dedicarsi alle aree dove si svolgevano maggiori ricerche e si conoscevano un maggior numero di specie animali. E subito abbiamo potuto notare che al mondo esistono 36 località, luoghi, dove ci sono noti più di 20 o più di 20 troglobi. Quindi si parlava di cosiddetti hot point di biodiversità al mondo, presenti al mondo. Potremmo capire che la maggior parte di questi si trova una piccola parte si trova nell'emisfero sud del mondo, invece la maggior parte di questi hot point si trova ed è concentrata sul continente europeo. E un altro aspetto interessante, il fatto è che questa aggregazione degli hot point combacia con la fascia climatica. Se analizziamo questo territorio europeo un po' più in modo più dettagliato, possiamo scoprire a livello più a una scala più dettagliata, possiamo notare che i colleghi nel 2014 hanno realizzato un'analisi sui canali sotterranei, hanno potuto scoprire campionature su determinati hot point su una rete di circa 100 chilometri di ipogea e si sviluppano nei Pirenei, nelle Alpi meridionali, continuano verso le Alpi Dinariche fino giù al sud, in Romania anche. Questa è la realizzazione di un modello di biodiversità sotterranea che è stato definito per la prima volta sulla base di organismi terrestri, ma che può essere anche replicato sugli organismi acquatici. Nel 2016 sono state svolte altre ricerche che hanno dato una migliore conoscenza e ricerca appunto sulla situazione nelle Alpi Dinariche e l'area carsica e è stato notato il fatto che si può suddividere aree più ricche e aree meno ricche dal punto di vista della biodiversità, soprattutto per quanto riguarda la presenza di coleotteri sotterranei. Abbiamo potuto definire un'area nella zona settentrionale delle Alpi Dinariche e un'altra nelle Alpi Dinariche meridionali. In Montenegro, dove si ha un altissimo livello di biodiversità di coleotteri sotterranei. Se analizziamo la situazione in Slovenia, allora possiamo notare che qui possiamo dividere tre diverse unità dell'area carsica, il carso alpino, il carso isolato e il calso dinarico, per il quale possiamo nuovamente affermare che si tratta dell'area più ricca dal punto di vista della presenza di specie sotterranee a livello mondiale. Cosa va innanzitutto menzionato in questo senso? Noi viviamo proprio su questa area ricca dal punto di vista della biodiversità
Ma qui possiamo parlare di un'area interessante dal punto di vista della paleogeografia. Tutte le aree che si sviluppano lungo il Mediterraneo sono particolarmente ricche per quanto riguarda la presenza di specie sotterranee che sono però presenza di appunto fenomeni abbastanza relativamente giovani, di circa 60 milioni di anni fa, e che per causa di fenomeni biologici, reazioni tra i vari coleotteri, si sono sviluppate delle condizioni aride sulla superficie dove potevano vivere organismi che si sono poi spostati nel sottosuolo. Un altro motivo legato alle condizioni difficili, aride e superficiali è legato al fattore che un'area a nord delle Alpi è una zona dove si ha un basso livello di biodiversità dovuto alla presenza di ghiacciai o di siccità che nel periodo del Pliocene alcune tassonomie sotterranee si sono spostate verso le zone del sud delle Alpi. C'è stata anche una possibilità di condizioni di isolamento e di diffusione nel sottosuolo e in generale, quello che ho anche detto, alla paleogeografia e l'insediamento in nuovi habitat. Questo è l'esempio di un animale a sinistra che si trova in tutto il continente europeo e che è abbastanza diffuso e le popolazioni sono molto numerose. O quando parliamo della numerosità nelle Alpi Dinariche, quindi all'area più vicina a noi, possiamo affermare che i numeri, questi che indicati valevano 20 anni fa, qui conoscevamo più di 1000 troglobi, dei quali 600 si conoscevano più di 600 troglobi terrestri e come curiosità ne conosciamo soltanto 450 di coleotteri nelle Alpi Dinariche. All'epoca si conoscevano più di 330 specie acquatiche che però sono diminuite. Qual è la formazione e la struttura di questi organismi? Si tratta di diversi, si può parlare di coleotteri, di astalticide, di arachnidi, quindi tutti i gruppi di organismi che si trovano anche in superficie e che però hanno dei loro rappresentanti nel sottosuolo. C'è in questo senso giusto ricordare e sottolineare alcune specie o gruppi che sono delle eccezioni, una delle quali il fatto è che non conosciamo dei loro diciamo specie simili in superficie o nel sotterraneo e questi possono essere delle specie marine o superficiali. Una di questo tipo di specie è il Vilkoverchia specie, ovvero
grande circa 1 millimetro, conosciuto nella zona della Ljubljanica, i familiari, specie legate a questo tipo di specie trovano anche il Congeria cusheri, così menzionata dalla Jana, che fino al 2013 era conosciuta in Slovenia. Oggi sappiamo che è presente nel cararso dinamico, vi sono presenti 3 tipi di congerie, cusheri, una in Croazia e anche in Bosnia-Herzegovina, quindi questo tipo di specie congeria cusheri nella zona della Croazia centrale, nel Velebit, e una Congeria molverica. In Slovenia invece l'unico luogo in cui la possiamo ritrovare è nella vicinanza del fiume Kolpa, quindi possiamo trovare questo mollusco bivalve sotterraneo. Si tratta dell'unico mollusco marino nel sottosuolo ed è simile, ce n'è solo uno che possiamo ritrovare, è molto simile dal punto di vista genetico nella superficie, un tipo di specie simile a questa Congeria cusheri, oppure anche nei fiumi continentali, che era molto diffuso una volta nelle Alpi Dinariche, nel periodo del Miocene, 15-8 milioni di anni fa, quindi. Un'altra particolare specie che oggi è rappresente, un relitto dei quali oggi è rappresente, è la Marifugia specie. È l'unico presentante di un gruppo che nel mare ha diversi suoi diciamo simili. E un altro elemento e specie molto importante, più conosciuto, ovvero invertebrato più grande presente nel sottosuolo, ben adattato alla vita sotterranea, è il Protus sanguinus, che ha un lontano parente nel Sud America, sebbene è stata la primo esempio di animale sotterraneo descritto alla fine del 1700. Era stato, si pensava che all'epoca fosse in realtà provenisse da sorgenti d'acqua superficiali. Una delle caratteristiche di questi animali sotterranei è il fatto che non sono degli animali distribuiti a livello più ampio, ma la loro distribuzione è molto limitata. Tutti questi organismi sotterranei, quindi tipici organismi sotterranei che possiamo scoprire, trovare negli ambienti ipogei, si ritrovano negli endemiti delle Alpi Dinariche o delle Alpi Sud o del Carso o sul Carso isolato. Un'altra dimostrazione è quella di una pubblicazione di recente pubblicazione di un lavoro relativo a un tipo di coleottero sul superficiale e sotterraneo, ed è stato notato che nell'area della Slovenia e nel Carso Dinarico, dove hanno studiato 150 Nipargus, ovvero crostacei ipogenei, il 23% si trovano appunto in quest'area. Si parla di aree endemiche molto limitate, di endemiti molto limitati, e poi hanno anche descritto
200 dei coleotteri hanno descritto 31 coleotteri presenti in un unico in un'unica grotta. Tutto ciò vi è forse parso chiaro perché è necessario garantire la tutela di questi ambienti, perché ovviamente dobbiamo garantire la tutela di una biodiversità unica, per garantire la tutela delle fonti idriche, rappresentano anche un'importanza delle acque sotterranee e anche per noi, per le attività agricole e in più, se pensiamo alla proteo, pensiamo anche al simbolo del nostro Stato e all'importanza sua sia dal punto di vista culturale che storica a club speleologici e culturali del nostro territorio nazionale. In merito a ciò vorrei ricordare che noi non siamo i primi di renderci conto di quanto sia necessario garantire la tutela e quest'anno ricordiamo il 101° anniversario della necessità di sensibilizzare e accorgerci della importanza della tutela dei monumenti naturali che è stata garantita e scoperta, è stata definita come missione nel 1920, quindi 101 anni fa. Per quanto riguarda la tutela, non vorrei, ovvero per quanto riguarda la legge di tutela ambientale, non vorrei soffermarmi troppo, anche perché Jana l'ha già menzionata. Noi in Slovenia garantiamo la tutela del mondo ipogeo a diversi livelli, dalla locale a internazionale. Abbiamo una legge di tutela che definisce le grotte come se degli importanti elementi del patrimonio naturale. Poi abbiamo anche la definizione dei siti di tutela, ovvero parchi nazionali, parchi regionali e parchi provinciali, dove si garantisce anche la protezione delle grotte presenti in questi parchi. All'interno di parte di questa legge abbiamo anche una direttiva che garantisce la tutela delle specie animali selvatiche presenti nel sottosuolo e che riguarda ad esempio i coleotteri ed altre specie sotterranee come molluschi, un tipo di mollusco diffuso nel nostro ambienti ipogei, il proteo, e poi anche un piccolo crostaceo che si ritrova nei nostri ambienti sotterranei sloveni. Poi abbiamo anche un altro regolamento che garantisce la tutela delle specie minacciate. Infine abbiamo il livello internazionale, ovvero la direttiva sugli habitat, questa direttiva comunitaria. In Slovenia abbiamo 324 aree, ovvero zone della Natura 2000 e più di 65 aree di la rete, appunto, 65 tipi di habitat di grotte rincluse nella rete Natura 2000.
Purtroppo temo che non riuscite a capire bene la definizione dei punti come l'ho colorata. Per quanto riguarda la direttiva degli habitat e quindi le specie tutelate nella rete Natura 2000, vi ho detto ci sono diverse aree che garantiscono la tutela di queste specie che sono qui presentate, 17 aree che garantiscono la tutela a causa della presenza del carabiniero del collo piccolo, un'area importante per la presenza della Congeria cusceri, così vicino nella foce del Colpa, e 26 aree di Natura 2000 dove è presente il Proteus sanguinus. Cosa noi tuteliamo con queste aree di tutela della rete Natura 2000? Allora, tuteliamo il, la sottospecie del proto, ovvero il Proteo anguinus, che è diffusa su quasi tutta l'area settentrionale della Slovenia. Una grande parte dell'area di diffusione del proteo è combacia con l'area di tutela nell'ambito della rete Natura 2000. Un altro aspetto interessante è che per il proteo all'interno dell'area del territorio sloveno ritroviamo diverse sottospecie di proteo che verranno definite come specie indipendenti e che vengono indicate con questi punti di diverso colore. Alcuni sono mal tutelate e forse proprio grazie alla rete Natura 2000 riusciremo a tutelare una maggiore o minore area di questi interessate da queste specie. Per quanto riguarda le macce degli habitat sotterranei, abbiamo anche qui diversi livelli di minacce a seconda dei fattori che vanno a colpire e a minacciare. Possiamo ad esempio parlare di livelli locali o regionali, la minaccia causata dal stesso cambiamento dell'habitat, che possono essere le cave, oppure l'acquisizione di sabbia, la realizzazione e allestimento di grotte turistiche, ma anche un'altra motivazione che porta alle minacce sono la quantità e la qualità delle acque relativa a un aumento del consumo idrico, ma anche qua c'è un impatto da parte del sistema di canalizzazione che è stato così maggiormente notato negli ultimi anni, anche durante il periodo estivo sulle aree litoranee, quando d'estate aumenta appunto l'impatto della rete fognaria sull'acqua e la qualità e la qualità dell'acqua. Ma anche un'altra motivazione è l'emissione di diversi tipi di liquidi o sostanze nel sottosuolo, come è successo ad esempio qualche tempo fa con un incidente ferroviario che ha portato al riversamento di carburante nel sottosuolo. Poi ci sono anche altre modifiche che sono direttamente collegate alla fauna sotterranea e che sembra che si tratta soprattutto di una minaccia ai coleottero
sotterraneo ed è una delle minacce forse ancora discutibile, è legata ai cambiamenti climatici. Si sta ancora parlando di ciò, questo va a impattare su determinati organismi. Per ora abbiamo analizzato gli impatti delle condizioni delle cambiamenti climatici sulle specie, sui vari specie. Alcuni organismi si sono molto ben adattati a queste condizioni, che sono riusciti a adattarsi a maggiori o minori cambiamenti delle temperature, ma sicuramente con gli anni a venire, con le prossime ehm, prossimi ricerche, sicuramente parleremo anche delle minacce del surriscaldamento della Terra sulle condizioni di vita ipogee. Ora vorrei parlare delle risultanze, delle analisi che abbiamo fatto relative alla modifica dell'habitat nella zona del Mostro Nassoci, ovvero l'accumulo determinato dalla presenza di sabbia e detriti provenienti dalle attività antropogeniche. E alcuni anni fa, nel 2018, siamo riusciti a campionare e analizzare la presenza della fauna sotterranea nell'area dell'Isonzo. Noi abbiamo un bellissimo fiume, l'Isonzo, ma nel momento in cui, nei mesi in cui ha poca portata d'acqua, possiamo in quel periodo riuscire a studiare la presenza degli animali. Abbiamo scoperto delle grandi quantità di sedimenti che sono stati trasportati lungo l'alveo fluviale, e nel quadro delle ricerche che abbiamo fatto con i colleghi abbiamo potuto campionare dei punti dell'Isonzo, dei suoi influenti, e abbiamo scoperto che a causa dell'impatto dei sedimenti, della sedimentazione, ci sono degli elementi anorganici all'interno dell'Isonzo. Possiamo constatare una importante diminuzione dell'ossigeno nell'acqua di infiltrazione e nell'acqua freatica, e abbiamo potuto invece vedere una maggiore trasmissibilità dell'acqua. Abbiamo notato più di 20 specie tipicamente sotterranee durante le nostre ricerche. Simili situazioni possono essere riscontrate in altri punti del Carso dinarico, come sul lago di Bilec in Bosnia e Erzegovina. Se si succederà il fatto che qui si costruirà una diga, allora avremo importanti impatti sulla presenza delle fauna sotterranea. Un altro esempio è del Montenegro, quando nel 2015 hanno aperto una delle mete turistiche più importanti, ovvero la cosiddetta Lipska Pećina, che già nel primo anno di apertura ha visto la presenza di più di 50.000 turisti e presenze, ma nella coulisse cosa abbiamo potuto notare? Che ciò ha portato a una grande modifica
la studio ipogeo, non è stato sviluppato e realizzato nessuno però studio sugli impatti concreti sull'ambiente ipogeo. Poi però abbiamo altri impatti che possono essere determinati ad esempio dalla importante e grande fertilizzazione, da depositi illegali ed altri elementi ancora. Un altro impatto che possiamo avere sulla qualità delle specie e presenza delle specie animali è legato ad uno studio legato ad una scropa di 6 chilometri di lunghezza di una specie cosiddetta Niphargus stygius. Non mi ricordo per quale motivo abbiamo fatto le ricerche all'interno di questo grotta. A un certo punto mi sono trovato di avere tantissima sete, ho deciso di bere l'acqua da una delle pozze che ho trovato all'interno della grotta e ho sentito che aveva un strano gusto salato. Ma quindi abbiamo potuto scoprire, notare che nonostante lo strano gusto ci sono dei crostacei che erano presenti all'interno di queste pozze e che li abbiamo prelevati, sono provvissuto all'interno dell'acqua che abbiamo prelevato per circa 2 mesi e abbiamo scoperto che la salinità era di 14 per 1000, che in qualche modo una tipo di acqua di circa 5 per 1000, mentre l'acqua del mare Adriatico è di 8 per 1000 come salinità, livello di salinità. E cosa abbiamo scoperto? Se vediamo la sezione di questa grotta, possiamo notare che la grotta si trova direttamente sotto la tracciato di una linea ferroviaria e anche sotto una autostrada. E nel periodo in cui stavamo studiando questa grotta era il periodo in cui c'era molta neve e la salinità proveniva dal sale che veniva gettato sulla strada, sulla carreggiata per evitare che questa ghiacciasse. Quindi potete dimostrare come l'impatto delle attività umane può essere l'impatto delle attività umane sull'ambiente sotterraneo. Particolare storia sulla minacce delle habitat sotterranee da noi è relativa agli coleotteri troglobi. Da noi abbiamo una ricca tradizione di ricerca che ha iniziato con il coleottero troglobi, che sono state scoperte ben oltre 450 specie di coleotteri sul Carso dinarico e abbiamo potuto scoprire 3 importanti gruppi molto ricchi: leptodirini, i trechini e i pselafini. Quindi gruppi importanti dal punto di vista anche della ricchezza. Nel 2016 abbiamo ha realizzato una campagna su iniziativa di diverse associazioni speleologiche. Abbiamo scoperto che molte grotte erano state posizionate delle trappole illegali, non marcate, non segnate,
per poter intrappolare diversi tipi di coleotteri. Si trattava di grotte ben accessibili, lunghe, abbastanza pianeggianti, dove sono state appunto ritrovate questo tipo di trappole. E qui abbiamo trovato uno rappresentante della famiglia Rhoptalmus, ma anche di un altro esempio di coleottero tipico di quell'area di Kamniš, che è stato anche diventato simbolo delle francobolli della posta slovena. Un altro specie di coleottero buon conosciuto in Slovenia è Anophthalmus hitleri, che è stato denominato dal nome di quello che stava diventando uno dei più grandi leader politici dell'epoca, all'inizio del Novecento. Quali sono le minacce relative a queste trappole? Si tratta di trappole legali che, come sembrano, si tratta di piccole bottigliette, di vasetti di plastica, all'incenso del quale viene posizionato l'esca e sotto di un liquido che può essere dell'aceto o un liquido salato. In questo modo questo può dare, però questo tipo di trappole può fare grandi danni, perché all'interno si intrappolano non soltanto coleotteri, ma qualsiasi tipo di animali sotterranei, perché come vi ho già detto all'inizio, all'interno delle grotte ci sono poche fonti di alimenti e di nutrienti, e quindi nel momento in cui un animale trova un banchetto si subito getta di capofitto per poter approfittare del cibo a disposizione. Purtroppo abbiamo anche scoperto che in determinati trappole sono state catturate più di 700 animali, quindi vedete che questo è una importante minaccia per gli animali sotterranei. Ci sono anche delle collezioni molto interessanti relative alla fauna sotterranea, che purtroppo sono private e non accessibili, e qui si apre un mercato illegale di questo tipo di fauna. Spesso abbiamo scoperto la vendita a dei prezzi esageratamente alti di determinati animali, soprattutto di particolari tipi di coleotteri. L'anno scorso, nel periodo del coronavirus, ho partecipato a uno di questi mercati, queste borse nere a Praga. Non ho in realtà visto nessun coleottero particolarmente valido dal punto di vista del denaro. Si trattava soprattutto di grandi coleotteri tropicali, molto colorati, mentre per quanto riguarda gli animali sotterranei che ho potuto visionare, costavano soltanto sui 30 euro. Certo, qualcuno non sembra tanto,
ma in realtà se poi qualcuno ne può vendere almeno una decina, potete ben capire quali siano i suoi guadagni. Nel nostro territorio quindi cerchiamo di sottolineare i diverse attività di cattura illegale che vengono usate, grazie anche all'aiuto dell'Agenzia per la tutela dell'ambiente slovena. Certo, ci sono degli incidenti in cui, a causa dei quali determinati animali muoiono, si tratta però le trappole devono essere definite tra quelle legali e illegali, devono essere quelle legali, sono ben evidenziate. E inoltre deve esserci il numero dell'autorizzazione concessa. Se Spesso si dovrebbe anche cercare di diffondere le possibili conclusioni delle ricerche svolte utilizzando queste cosiddette trappole legali. Per quanto riguarda le minacce relative ai coleotteri in Slovenia, nel nostro dipartimento di biologia a Ljubljana abbiamo svolto uno studio relativo alle pratiche di tutela dell'ambiente sotterraneo e delle specie sotterranee, ovvero dei coleotteri sotterranei, troglodi. Abbiamo scoperto diversi, 90 grotte, 123 sono state le specie che abbiamo scoperto e classificato, delle quali 36 vengono definite come rosse, quindi specie minacciate, e queste specie si trovano nei punti che vengono segnalati con i punti arancioni, quindi sono singoli siti, invece i punti blu sono grotte dove abbiamo i dati relativi alla presenza di coleotteri troglodi. Come ho già detto, i coleotteri troglodi sono tutelati in base al decreto sulla tutela delle specie selvatiche e abbiamo anche la legge sulla tutela delle grotte. Abbiamo un po' giocato con questi numeri e in base alla definizione delle abbiamo definito delle indicatori di inquinamento. Circa 75 siti si trovano vicino, si trovano più o meno lontani a 100 metri da strade, altri 1,9% invece si trovano lontani da circa 500 metri da strade. Il 50% delle animali si ritrovavano in un unico sito e si trova a meno di 1 chilometro da un sito, da un deposito illegale di rifiuti. E in più siti tipici si trova di specie, si trova a meno di 1 chilometro da una discarica illegale. Se valutiamo questi dati da un altro livello di tutela nel quadro della legge di tutela degli ambienti naturali, possiamo notare che relativamente ai vari parchi naturali ci sono diversi, circa 90 siti
non sono inclusi nell'arco di tutela, nell'ambiente di tutela della legge menzionata, quindi più dell'80% di questi. Se poi questi dati vengono traslati a dei siti tutelati a livello comunitario nella rete Natura 2000, dei 93 siti tipici, più del 50% sono i siti che non sono inclusi nel schema di tutela, nel regime di tutela, mentre altri 50% invece non lo sono, come potrebbero essere tutelati in base alla Natura 2000 o alla legge nazionale di tutela. Altri invece riescono ad essere tutelati grazie alla legge di tutela per le grotte sotterranee. Spero che con ciò avrei concluso, spero che sia stata una presentazione interessante. Questo lavoro è stato realizzato, che ho realizzato nel quadro del progetto Zacras, nel quadro del quale realizzeremo anche dei workshop con diversi gruppi speleologici, l'Istituto per la tutela dell'ambiente e altre unità di ispezione locali che sono attive sul territorio nazionale. Ringrazio nuovamente per l'attenzione e anche per la pazienza.